negare la storia, per negare la memoria e per impedire a quella parte della popolazione di poter vivere la sua storia, la narrazione della sua vicenda. Poi ancora, oltre alla famosa legge sulla Nakba, c'è la questione della dichiarazione di fedeltà a Israele come Stato ebraico, democratico e sionista, qui naturalmente è rivolta a tutti i cittadini, ma è chiaro che un cittadino israeliano ebreo la firma senza alcun problema quella dichiarazione, mentre invece per un palestinese sarebbe un bel sacrificio. E poi tra l'altro Lieberman, perché è stato Israel Beteno che ha introdotto questo disegno di legge, chiede anche che coloro che non firmeranno vengano sanzionati, addirittura si dice con la perdita della cittadinanza. Ora questo disegno di legge è stato un po' accantonato per ora, però sul terreno gli effetti già si fanno sentire. Ci sono 3 comunità in Israele, mi dovete scusare, sono piccole, non ricordo i nomi, ma nel nord di Israele, che già oggi chiedono a tutti coloro che vogliono andare a risiedere in quelle comunità di firmare una dichiarazione di fedeltà a Israele quale Stato sionista, democratico e via dicendo. Quindi credo che il tempo stia per scadere. In conclusione, quello che dico è che abbiamo fatto bene a parlare di storia, a discutere ovviamente il sionismo di destra, di sinistra, colonialismo, non colonialismo, sicuramente tutto molto utile, ma guardiamo anche a quello che accade sul terreno, perché comunque un progetto, e prima si faceva riferimento agli interventi del mattino, ad un progetto sionista, vanno avanti, lo stanno portando avanti in maniera più forte i nuovi nazionalisti, che sono quelli razzisti, quelli che non pensano troppo al controllo dei territori, alla religione eccetera come Lieberman, ma vanno avanti e vengono anche riconosciuti tra l'altro dalla comunità internazionale, o meglio da tutta una serie di governi occidentali. Concludo perché vorrei fare un riferimento a quello che è l'atteggiamento della cosiddetta sinistra italiana sulla questione appunto di sionismo e la questione israelo-palestinese del conflitto. Cioè io ovviamente non sono sorpreso per il fatto che Berlusconi mandi una settimana sì e una no un ministro a Gerusalemme, anche adesso ci sono stati la Russa, la Prestigiacomo, è praticamente un pellegrinaggio continuo, prima andavano a Predapi, adesso vengono a Gerusalemme. Però il discorso è quando sono rimasti antisemiti come sempre, a casa loro fanno le battute e raccontano le barzellette sugli ebrei come prima, sono rimasti gli stessi, solo che però adesso hanno la necessità di essere amici di Israele perché il baluardo contro la minaccia islamica, tutte queste cose che sapete benissimo. Però non mi meraviglio di questo, quella è la destra. Il problema che il grosso che noi abbiamo è che c'è una sinistra rappresentata soprattutto dal partito dove la persona più di sinistra è Rosy Bindi, che non ha nessuna visione critica, non l'ha più rispetto alla questione medio orientale, rispetto a quella che deve essere la tutela dei diritti di tutti. Oggi parlare di diritti dei popoli è diventato quasi un argomento sconosciuto all'interno di questa sinistra. E questo è un grosso pericolo, perché non riusciamo più ad avere dei punti di riferimento per portare avanti delle campagne ampie per la difesa di diritti fondamentali ovunque ovviamente si richieda nel mondo. Solo questo. Grazie.